Era così vecchia e debole che se l'avesse venuta a sapere non ce l'avrei mai fatta a lo sopportare. Stava in coppa a una sedia a rotella, che fu una mattina così ambressa, che i figli stavano ancora dormendo. Con fame che non lo volette fare più e si rompette. Si spezzaia, si facette due parti, come una trapanatura troppo consumata. Quando Agnella ha stignuto in mano, Pupponella caretta coppa bidè e tu sei cagata a terra, senza srommere a sangue. S'indurzai sulla fronte, ma tanto che essa se l'avette a mettere dentro i chiocchi. E va rimane assettata in coppa a quella sedia a rotelle e va aspettare che pataterna veniva a suo sorriso. Non si poteva operare, per mezzo del cuore malato che teneva. Ci stava pericolo che non si sciutava l'anestesia e che moriva mani nere. E va a tenere la forza di aspettare. Non faceva niente se si trattava di aspettare un anno o due, oppure 10 o 20. Non sapeva muovere la coppa che la seggia in seconda mano, che rotelle scianghinate. Non sapeva muovere finché che il pataturco non veniva all'aità, perché solisse poteva tenere la forza da suocera. Poponello non ne sapeva niente, che se no che ella ci moriva. E appresso a esse ci morivano pure i tre figli femmine, che curavano notte e giorno.